Prego, maestro. Sì, voglio andare a fare la stessa vita di quei maestri che osservano lo yoga, la tecnica ascetica per ottenere vittoria sugli istinti inferiori. Essere padrone del corpo per raggiungere il dominio dello spirito. Non farsi trasportare più da nessun tipo di emozione, non distinguere più fra piacere e sofferenza. Praticare il non attaccamento, cioè rinunciare a tutti i beni del mondo nella maniera più naturale possibile. Il problema è come far accettare questa scelta di vita alla propria famiglia. Come accoglieranno questa grave decisione? Ah, saperlo. Il guru insegna e pratica lo yoga, che è quell'antica disciplina indù, e spiega a chi nella nevrosi affoga la regola di Brahma e di Vishnu. Al guru basta solo un po' di riso, non corre come noi a Gaia là, non ha legami, o è scapolo o è diviso, disprezza i soldi, vive in castità, poiché la vita a me mi fa paura. Io me ne voglio andare a fare il culo. E beh, a me è proprio questo tipo di vittimismo che mi dà fastidio, perché tutti quanti noi siamo nati disoccupati, Si nasce disoccupati, però dopo ci siamo dati da fare. Più di come mi sono dato da fare io stamattina. Questo tipo di napoletano che mi dà fastidio a me. E sapete qual è il giorno in cui mi vergogno di essere napoletano? No, qual è? Proprio al principio, il 2 gennaio. Perché il 2 gennaio esce il Corriere della Sera e puntualmente mette un titolo su 5 colonne in cui sta scritto a Napoli per i fuochi artificiali a notte di Capodanno 3 morti e 300 feriti. Vabbè, ma non sempre però. No, sempre. E io la mattina, quando leggo il giornale, mi vergogno certe volte di essere napoletano, perché noi abbiamo 2000 anni di storia. Noi abbiamo nomi come Benedetto Croce, per dirne uno, no? Giordano Bruno, Jacopo Sannazzaro con una Z, perché scrivono tutti quanti con 2 Z, una Z. Ma voi lo sapete, in tutto il mondo, quanti popoli sparano? Ci sono 3 popoli che sparano. Il popolo cinese, il popolo messicano e il popolo napoletano. Però con questa differenza, che un cinese spara per un cinese solo. Il messicano spara per un messicano, invece il napoletano spara per 3 cinesi, 3 messicani e per 12 napoletani, più uno che è lui che spara, no? Vabbè, ma non sempre però. Voi sparate per tutto l'anno? No, io non sparo per No, ma gli altri sparano, la Madonna sua. Vattene a fare il culo, ma chi ti trattiene a te? Se tu vai a fare il culo, mi fai un regalo a me. Io che lo pensavo sempre, sta grazia potesse avere. Si fammi che a me pure, va a fare il culo, non dona a me. L'orchestra lascia un poco a desiderare, perché al pianoforte c'è un ingegnere, la tromba è un giornalista, la fisarmonica è un medico chirurgo e alla batteria c'è un ostetico e si sente. No, io questo lo dico per gli amici degli amici che si trovano qui per la prima volta. Il riso a me mi piace, è un piatto fine, ma non bollito alla maniera indù. Caprovola, un salame e polpettine. A Napoli lo chiamano il sartù. Il guru dorme a terra, ma è normale. La carne è proibita, ma perché? Non tocca il vino e l'acqua a me fa male. Si sveglia all'alba e chi mi scende a me? Perciò, poiché voglio essere sicuro, non me ne andrei ancora a fare il culo. Vattene a fare il culo, ma chi ti trattiene a te? Se tu vai a fare il culo, ma fai un regalo a me. Io che lo pensavo sempre, sta grazia potesse avere. Si fammi che a me pure, va a fare il culo, non dona a me. Loro ce l'hanno queste cose. Che mi stavate dicendo voi prima? No, stavamo dicendo che si sparano i fuochi per festeggiare, hai capito? A festeggiare? Ma che volete festeggiare? Voi siete disoccupati e volete festeggiare.
Volete festeggiare e date questo esempio ai vostri figli? Ma che c'entri? Io stavo dicendo questo, volevo dire che si spara per protesta, avete capito? Siccome lassù ci sta qualcuno che non ci sente bene, allora più rumore si fa e meglio è, avete Ma capito? lassù dove? A Milano? No, no, a Milano, in cielo, là, in cielo. Ah, in cielo? Hai duro d'orecchio, adesso poi diciamo che il Padre Eterno è sordo. No, non è sordo ma è distratto. Io voglio dominare le passioni, servendomi di questa scienza indù. Però tu a certe cose ti affezioni, a certi vizi non rinunci più. Così improvvisamente cancelliamo la partitina, il cinema, un caffè. Non affrettiamo i tempi, riflettiamo. Tu dici vai, ma che te puoi sapere se gli altri, i tuoi parenti e creature non vogliono mandarmi a fare il culo?